Splendido rovescio di Ruscika che torna a farci ammirare questo suo bellissimo colpo, 30-15. Davvero quando lascia andare il rovescio coperto è davvero notevole questo giocatore. Che ora fa punto anche col dritto incrociato dalla parte opposta. 30 pari si vede che insomma ha ricominciato a mettere energia nei suoi colpi. Comanda con il dritto inside in the sea e alla fine conclude con uno smash e si guadagna la palla del 3-2, il 2-3. E quindi siamo 3-2. Dopo questo punto di Dessì, i giocatori guadagnano la panchina, ci sarà il cambio campo e Ruscika servirà per confermare il suo break. Il break che gli rimane e che gli consentirebbe, se tenesse tutti i servizi, di vincere questa partita. Sono le ore 12:52. Ruscika abbandona già il posto sulla sua panchina, forse vuole imprimere un ritmo in questo momento a lui favorevole, un pochino più veloce al match. Si alza anche Dessì. 3-2 Ruscika e servizio. Comincia il sesto game. Eh, 15-0, insiste prima sul rovescio Ruscika, poi cambia velocemente sul dritto e ottiene in effetti l'errore da parte di Marco Dessì. 15-0. Bella palla profonda di Ruscika e sbaglia Marco Dessì, 30-0. (30-15) fuori il passante di rovescio di Ruscika che ha chiamato a rete Dessì per poterlo passare, ma lo schema non ha funzionato.
Sbaglia vistosamente Ruscika. 30 pari. Punto cruciale perché o qui Ruscika guadagna una palla game oppure Dessì guadagna una palla break per arrivare sul 3 pari. Fuori questo dritto incrociato di Ruscika che ha cercato evidentemente gli ultimi centimetri del campo e quindi c'è una palla break per Marco Dessì, un'occasione per pareggiare. Ha rischiato molto in questo punto Ruscika perché ha tirato una seconda di senso sulla riga, però ha avuto ragione lui, chiude con lo smash, parità. Vantaggio Ruscika dopo questo errore di dritto di Dessì. Sempre molto lontano dalla linea di fondo Dessì per rispondere. C'era lo spazio, c'era l'occasione per fare un bel dritto lungolinea, ma Dessì lo butta in rete e quindi non c'è il break. Si conferma Ruscika che è in vantaggio 4-2 nel terzo set. Fuori il rovescio di Ruscika, 15-0. Ed esagera col dritto Dessì, 15 pari. Di nuovo un errore del sardo, 15-30. Che adesso mette a segno un dritto a uscire veramente bello. Questo è sicuramente
il suo colpo migliore. 30 pari. Fuori stavolta il dritto e c'è un'altra palla break per Rušica, 30-40. Doppio fallo di Marco Dessì. E quindi Rušica va avanti. Daniele, quella palla non è la vostra, è del campo 1. Adesso è in vantaggio 5-2 il francese. No? Sì. Molto sfiduciato Dessì, del resto chiudere con un doppio fallo, un game nel quale comunque aveva fatto anche dei colpi apprezzabili, dei dritti belli alla sua maniera, però poi doppio fallo è... Rušica è un passo dalla finale qui al Memorial Sergio Cara di Porto Torres, una finale che ricordiamo si giocherà oggi stesso, quindi i tennisti saranno chiamati a fare il doppio turno e che alle 17 sarà trasmessa live sempre su Tennis Web, sul canale YouTube, Tennis Web. E quindi Rušica serve per il match. Zero 15. Quindi ci pare dopo un errore in risposta di Dessì. Molto bello questo dritto a chiudere di Rušica che ha accelerato con successo e si porta a 30-15 a 2 punti dal match. Ed è fuori anche questa risposta di rovescio di Dessì. 40-15, ci sono 2 match point per il francese. Ottima prima al centro, non riesce a controllare la risposta Marco Dessì e perciò si chiude con il
punteggio di 6-2 il terzo set, game, set, match. Vedremo Rushika stasera alle 17 in finale contro Andrea Calcagno del TC Moneta.